dicevamo, il fatto che appunto tu utilizzi molto l'imbarazzo, o meglio, esiste l'imbarazzo nei tuoi fumetti, che non è appunto, non è l'imbarazzo, ripetiamo, diciamo smaccato di tipo appunto manga con la gocciolona, magari a volte c'è anche la goccia, però insomma è più raffinato. E mi riferivo adesso, tornando al discorso di prima, il fatto che tu utilizzi diciamo, un'estetica che non è soltanto un dato grafico, ma è un'estetica nel complesso, quindi dal titolo, i colori, quando ci sono, il tratto compreso, il linguaggio utilizzato, questa sorta di artificiosità, no? La plastica del prato dei Teletubbies. Però poi, tanto è più plasticoso, tanto più poi, attraverso la storia, si riesce a percepire una profondità. Arrivi, e l'imbarazzo di cui parli, di cui tu esprimi scene, racconti scene, effettivamente non è così semplice, non è così banale. Come ti viene l'idea di, per esempio, di mettere in difficoltà dal punto di vista proprio del personaggio, come se fosse diciamo, una persona che deve fare buona figura sul fumetto? Ecco, c'è anche questo, il fatto che tu spesso rompi la pagina del fumetto, tu entri a parlare direttamente magari col lettore, quindi l'autore entra e i personaggi stessi dimostrano come una sorta di consapevolezza di star recitando una parte, di essere in un teatro. Ed è lì che spesso magari poi nasce l'imbarazzo, ed è lì anche che l'imbarazzo si manifesta nella sua più piena, diciamo, immagine, un po' come se, non so, a volte sembra quasi che tu sia regista di una pièce teatrale e vuoi che il tuo attore si dimentichi la battuta. Mi vedi così perfido? No, però intendo dire, questa è l'immagine che a volte si dà. Sì, questo mi capita. Allora, nelle avventure di una launch sicuramente l'imbarazzo c'è, accompagna l'imbarazzo per una launch che capita sempre in situazioni complesse. Allora, sicuramente mi imbarazza fare situazioni di imbarazzo. Questo mi imbarazza terribilmente perché io soffro proprio per il personaggio, cioè rido quando c'è cioè mi diverte, sorrido quando la launch è contenta mentre sto disegnando, quindi una cosa sicuramente capita a molti fumettisti, insomma, di vivere proprio il momento della vignetta. Stanislavski, il metodo Stanislavski. Sono un po' comico, vai. Quindi che sì. non ti ho citato Boris col metodo dei cazzi miei. Questo non taglio, lo lascio nel montaggio. Quindi mi imbarazza metterli in imbarazzo, vederli proprio in queste situazioni, quindi in realtà io cerco anche di limitare parecchio, però mi sono accorto che altrimenti le avventure sarebbero troppo noiose, serie, perché in realtà io non so, cosa per te l'imbarazzo? Domanda marzulliana. Arriviamo a una passione comune, Marzullo. Allora, guarda, l'imbarazzo, ti dico, io da piccolo, cioè quando vedevo che so dei cartoni animati, delle cose, volevo in realtà che tutto filasse liscio, ma non perché volevo per forza il lieto fine subito, perché comunque, cavolo, speriamo che questa, no, che cioè soffrivo quasi di questa cosa qua. Quindi in realtà io non mi vedo come uno che mette in imbarazzo in una difficoltà, una situazione comunque non prevista innanzitutto, sicuramente, altrimenti che mette appunto il personaggio, il protagonista alle prese con una situazione dalla quale vorrebbe uscire, ma soprattutto neanche trovarsi, sicuramente. A volte infatti, cioè... chiaramente nelle tue storie in cui c'è avventura, cioè diciamo anche cappa e spada per certi versi, però a volte è proprio il momento magari difficile, non è, cosa ne so, il ponte infuocato da attraversare, ma è magari invece un momento socialmente difficile, cioè proprio c'è un rapporto, no? Le questioni di relazioni, tradimenti, appunto sorprese, smascheramenti, svelamenti. Quindi c'è un aspetto molto relazionale, molto umano, per questo ti chiedevo cos'è l'imbarazzo, perché... sicuramente l'aspetto delle relazioni umane, guarda, effettivamente per me sono un casino, quindi assolutamente riuscire fondamentalmente di tutti i tipi, amicizia, amore, non lo so, odio... Cioè, per questo che ci conosciamo da 10 anni, posso assicurare che è vero.
Quindi è veramente 12, cioè, ma... tutto impegnativo, tutto molto difficile, tutto molto complesso, quindi ma anche fare, come dicevamo prima, lo shopping, che fa vedere anche delle debolezze, comunque C'è una storia che riguarda l'ex di cui non dico niente, per esempio, sì. che è proprio, voglio dire, è un bonbon, se vogliamo, una caramellina, Ok. che è breve, dico caramellina perché è breve, in cui appunto lì si indaga, cioè gli eventi sono quelli. Io nemmeno la ricordo, però se lui dice... No, però in cui gli eventi sono, cioè le cose che succedono sono normalissime, sì. sono proprio una, voglio dire, quasi il topos, diciamo, dello shopping, però c'è appunto una forte dinamica a sorpresa o comunque con elementi sorprendenti che riguarda appunto l'imbarazzo, il disagio, come posso dire, la doppiezza dei ruoli magari, oppure comunque aspetti poco chiari in cui sostanzialmente si vede anche una profondità dei personaggi che in questo senso nei tuoi fumetti a volte coglie di sorpresa, proprio per il discorso plasticoso che facevi tu. A volte è come se a un certo punto veramente Sì, è un po' come quando... si approfondisse improvvisamente, mettiamo così, si dicesse, oh, cavolo, ma questo non è soltanto un personaggetto che si muove così bianco e nero, Poi c'è un'umanità. È come un po' come quando conosci una persona e magari ti sembra superficiale, o comunque una persona con la quale non hai nulla in comune, o comunque anche che ti irrita in qualche modo. Sì, accidenti. E poi però magari c'è quel momento che dici, non avrei detto che in realtà c'è questo aspetto qua, che chiaramente puoi vedere solo in determinate situazioni, o comunque conoscendo le sorprese. Esatto, quelle sorprese. Quindi sì, sicuramente l'aspetto poi delle debolezze, dei rapporti, anche del dovere di dover fare qualcosa, tipo in una launch deve recapitare questo pacco, perché lì incontrerà dei personaggi che comunque si comportano in questa maniera, o sia che già la conoscano, che insomma non l'abbiano mai vista. Sì. Quindi questa sorta di dovere, lei... personaggi buffi, spesso buffi, o comunque che sembrano buffi, o comunque che sono in un contesto strano, che in quel contesto sono normali. Certo. Per noi da fuori no. Esatto, sì. E questo è uno degli elementi che secondo me ti fa raggiungere quello che secondo me, almeno, parlo in questo caso anche da piccolo autore delle mie piccole cose, un obiettivo che è importantissimo, cioè il tenere il lettore sulla pagina, perché quello di cui abbiamo parlato alla fine, no? Cioè tutto quello di cui abbiamo parlato, cioè la tua doppia superficie, quindi la superficialità per una certa profondità, l'ironia ma anche l'imbarazzo, cioè un'ironia che non è semplicemente, come posso dire, quella appunto dell'uomo che, ecco, mettiamola così, se voglio citare Buster Keaton, è molto più Buster Keaton che Chaplin, in cui Buster Keaton si cade sulla buccia di banana, però poi lo vedi, si rialza del rosso o comunque si vergogna, quindi tu hai un momento anche di empatia, profonda empatia, quindi questi elementi, e in più quello che dicevi tu adesso, no? Il fatto della come posso dire, della variazione, della sorpresa, dallo scoprire certe cose, riescono a mantenere sempre, almeno questa è la sensazione, l'attenzione, la curiosità, perché non sai mai nei tuoi fumetti che cosa ci sarà nella vignetta successiva. E questo, te lo dico, secondo me è una caratteristica che molti degli artisti più fumettisti, più blasonati, in cui a volte mancano. Certo, magari li osservi o comunque li resti sul fumetto per vari motivi, magari per la complessità della storia che è stata tenuta, per, non so, la fama a volte, molto banalmente, la cura estetica di certi disegni. Tu invece hai proprio come posso dire, il senso della sorpresa, il senso della novità, il senso dell'interesse, ecco, anche questo, il senso dell'interesse. Ti ringrazio innanzitutto di questa... no, ci credo. Non so che aggiungere, nel senso che sì, allora, sempre sull'imbarazzo, sì, c'è tutta questa chiave di lettura che hai fatto, eccetera. Poi ovviamente, prima che mi chiedevi cos'è l'imbarazzo, ovviamente cerco anche di esprimere l'imbarazzo, quello più terra a terra, perché sì, c'è tutta questa chiave di lettura che assolutamente, quale rientro. Quale delle tante, aspetta. Questa di qualcosa
più profondo che comunque emerge, non è solo la buccia di banana, c'è Sì, il personaggio esatto. che si alza, si vergogna e comunque cerca di relazionarsi a ciò che è il mondo circostante, o comunque Esatto. alla situazione del momento. Poi ovviamente c'è anche la rappresentazione della situazione imbarazzante, proprio basic, se vogliamo dire Sì, così. sì, 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 Beh, sì. nato prima lo shopping alla vetrina, c'è una storia, una ragazza con la gonna che sta saltando, sta andando a fare shopping, sta saltando la colazione, no? C'è questo gioco. Quindi, Sì, me lo ricordo. sotto c'è il croissant, tipo che dice il croissant. Casta che visuale, qualcosa del genere. Voilà. Marilyn Monroe interpretata in chiave pasticceria. Quindi sì, ci sono anche situazioni Sì, esatto. che servono appunto a sapere la battuta, la Sì, freddura, sì, il molto sorriso, che può appunto piacere o non piacere a seconda anche dal tipo di umorismo anche che si ha. Ecco, una cosa che ci tengo a dire, le mie storie, i miei personaggi hanno il mio umorismo. Per questo magari alcuni non ridono, comunque la trovano, perché io non potrei far ridere chiunque. No, nessuno può. Quindi l'umorismo è un metro molto importante che ci caratterizza in realtà. Due persone spesso si trovano in sintonia quando ridono, comunque delle cose, uno fa una battuta, quando invece non si ritiene questo qua non fa ridere, è noioso, pesante o infantile, già c'è un distacco che non è detto poi non Assolutamente d'accordo con però te. l'umorismo per me è una chiave proprio di legame con le persone. Ridere insieme, già il ridere, no? Il ridere possiamo dire che appunto fa parte il modo in cui gli esseri umani superano alcune difficoltà, che siano mentali, fisiche. Il ridere fa parte di questo elemento di superamento. Poi non sappiamo, non ci addentriamo, no, nell'aspetto antropologico. Ridere assieme vuol dire proprio questo, cioè superare assieme queste difficoltà, comunque questo elemento che viene posto in maniera simbolica, appunto la buccia di banana, quindi vedere qualcuno che si fa male, tu in quel momento ridi perché sai che non è vero, oppure perché pensi che non sia vero, magari lo è, paperissima. Sì. Dici, vabbè, non si sa. Esatto, in cui vedi gente che si fa malissimo, io non riesco più a ridere perché quando ero bambino sì, perché dici, vabbè, non sarà vero, poi mi rendo conto, non caspita, e c'è gente che si fa male, non rido più. E rido esclusivamente ai film, magari, in cui so bene che invece tutto. Quindi tu è una sorta, anziché non gioco più, me ne vado, tu non rido più. No, sì, no, io credo in un'etica della risata, per certi versi. O meglio, so bene che si ride e so bene che potrei ridere, ed effettivamente l'istinto ti porta a ridere di una persona che improvvisamente scivola su una buccia di banana. Però questo è un momento, diciamo, immediato. Siccome siamo persone adulte, si cerca di diventare persone adulte che capiscono un po' il contesto, tu sai che se una persona è caduta, il bambino che per esempio col suo motocross si è schiantato contro un albero, sì, ok, lo vedi, si è schiantato, che scemo, ha fatto una figuraccia, però sai che quel bambino magari si è spaccato la spalla. Cioè, in me subentra un'empatia che infatti mi impedisce di divertirmi con Paperissima e mi consente però di divertirmi con tutte le comicità. Con me. Assolutamente, finché non ci rompiamo la spalla. Per esempio, il tuo umorismo, tu giustamente dicevi, no, io uso l'umorismo che ho nei miei fumetti. Quello. Ed è vero anche che si percepisce nei tuoi fumetti una ricerca proprio di quello che dicevi tu, no? L'intesa, la relazione umana attraverso, perché i tuoi, essendo la tua ironia, come posso dire, appunto, elegante, se vogliamo, comunque suggerita, non urlata, non è appunto, ripetiamo, non siamo davanti a ortolani o a un Sio o un Tao che buttano lì la cosa molto forte. Parliamo pur sempre di qualcosa che emerge, l'ironia emerge, bisogna sentirla, e lì c'è veramente si percepisce una ricerca tua del lettore. Quindi la mia domanda è: il tuo lettore, cioè tu quando pensi al lettore, pensi a qualcuno da sorprendere oppure qualcuno con cui andare avanti? Io penso al lettore come una persona che leggerà ciò che ho fatto. E questo già è. E questo già è buono. Non è da tutti. Anche questa non la tagliamo perché è bellissima. Quindi già, e sin qua ci siamo. Questa è la base. Poi in realtà io
penso a divertirmi molto a fare una storia che mi piaccia, cosciente che chiaramente non è una storia che sto facendo, cioè che Per te, basta. devo divertirmi, cioè è una cosa che faccio, no, perché deve leggerti qualcuno per essere, quindi fondamentalmente però non penso più di tanto al lettore, cioè come ti dicevo prima per l'umorismo, se la battuta mi fa sorridere io poi non penso, cioè per me funziona se mi fa ridere, capito? Non ho un altro metodo, cioè a meno che non faccia leggere la battuta ad altre persone che dicono ma secondo te è bella o brutta, però devo essere io capito? Cioè a essere soddisfatto, Certo. è come un disegno, no? Quando lo vedo, qua però il colore non mi convince tanto, però non penso che al lettore quel colore piacerà o no. Ok. E innanzitutto ho notato che comunque deve essere... E invece a livello proprio di ricerca del lettore in termini di non tanto di piaggeria, cioè quindi non cercare di come posso dire, accattivarselo con la risata, ma proprio di cercare una relazione con lui. In termini anche creativi, no? Cioè intendo dire, cerco di spiegarmi meglio. Uno può interpretare, no, il suo essere su un palco, ovvero scrivere un fumetto, disegnarlo, come semplicemente un fascio di luce che illumina te stesso, illumina te e tu fai lo spettacolo. Il pubblico c'è o non c'è, tu ti fai il tuo spettacolo, appunto come dicevi tu, e cerchi di sorprendere, cioè, cerchi di coinvolgere il pubblico, chiaramente. Oppure lo spotlight, cioè la luce, non è soltanto su di te, ma tu la prendi e la porti sugli altri, la porti sul pubblico, certo. E ridi col pubblico, non tanto per ringraziarlo, quasi, anzi per metterlo anche un po' in mezzo, diciamo, alla storia. A volte ho avuto questa sensazione che tu consapevolmente volessi mettere un po' in mezzo le persone, appunto utilizzi molto comunque l'idea di sapere un po' cosa stanno pensando le persone in quel momento. Sicuramente questo sì, anche se ti confesso, forse non dico inconsciamente, però allora innanzitutto considerandomi lettore, cioè quasi c'è una sorta di scissione in quel momento. Beh, certo. È tutto, sai, è come, volendolo così, sembra anche molto qualcosa di ragionato, che sì, quando scrivi una storia, quando poi poi ha un effetto. ha un effetto, quindi scenico. Sicuramente ci ragioni sullo sviluppo Certo. della trama, su quello che potrà funzionare oppure no. Certo. Però poi succede che la storia ok gira, poi nelle varie, anche negli sketch, nelle situazioni che magari nelle quali si trovano i personaggi, sì, effettivamente mi piace anche giocare con il lettore, questo sì, c'è proprio... Io te l'ho trovato molto spesso questo, sì. Questo richiamare anche un po', per esempio, non so, fumetto, cioè una delle pagine di L'uomo dalle giacche che ho letto da poco, la vignetta di una ragazza che si fa la doccia e tu anticipi o comunque capisci subito. E poi è una bella situazione, voglio dire, dovrei farla più spesso. Esatto. Comunque, prego. Si fa un fumetto solo. Esatto. Comunque, esatto, e tu li anticipi e chiami il pensiero del lettore, che magari in quel momento, cioè io per esempio quando l'ho letto non ho pensato immediatamente alla scena che tu hai citato, possiamo dirlo senza rovinare nulla, Psycho. Non l'ho pensata immediatamente, però nel momento in cui tu dici no tranquilli non c'è nessuna sensazione, lì ho detto ah ok, stavo pensando a questo, e c'è sostanzialmente un gioco in cui appunto ci si sente coinvolti, in cui tu al di là appunto del fatto che scrivi o non scrivi umorismo o comunque le tue storie per piaggeria nei confronti del lettore, ma le scrivi per te, tu vuoi però, si vede insomma che la presenza fisica del lettore Cioè, dall'altra sì, le scrivo parte, per me nel senso consapevole che, esatto. diciamo che verranno lette, diciamo, le scrivo... Anche da un certo tipo di lettore, anche da un lettore, voglio dire, reale, quasi come fosse un vero e proprio, una vera e propria persona che dava. Sì, nel senso che specifico un attimo, cioè nel senso che le storie vanno fatte per i lettori, Certo. Quindi ogni autore deve aver chiaro questo, nel senso dell'interagire in situazioni e renderle comiche, perché così il lettore non si aspetta magari quella situazione, sì. Guarda, mi capita questo, a volte anche questo, c'è una storia di Luna Lounge, L'una e l'altra, che si intitola, qualche anno fa, 2017, è una situazione che pensa,
diverse persone che l'hanno letta mi hanno detto ma la storia finisce qui? Cioè, questo è un altro elemento che hai. Che nel senso, per me era sì, oppure no. Questo è un altro elemento che hai, per esempio. No? Cioè, loro come? Per me era già stato detto tutto se vai in realtà, perché lì ci sono dei significati, Certo. però effettivamente la storia può essere in realtà anche sviluppata. Beh, nuovo dalle giacche Adidas, per quello che ho letto, ci sono, cioè almeno una o due storie che io apprezzo molto, cioè capisco anche nella mia piccola esperienza, diciamo, so cosa vuol dire interrompere una storia quando tu sai che il lettore potrebbe pensare che sta appena cominciando magari. Mi riferisco per esempio alla storia di, adesso non mi ricordo il titolo, perdonami, del Cavalera. Ah, ok. Lì per esempio Sì. diciamo che non sveliamo niente, però appunto potrebbe continuare, mettiamola così. Sì. Però lì io quello l'ho visto, lo vedo come parte appunto del tuo stile, tornando anche un po' al discorso della lievità di cui parlavamo prima. Cioè il fatto che tu tendi comunque appunto, a suggerire anche anche l'aspetto trama, anche l'aspetto psicologico del personaggio, che appunto non viene mai, per quanto suggerito appunto attraverso espressioni emotive, battute, eccetera, eccetera, poi non c'è mai un pippone, diciamo, per approfondirne o per esplicitarne troppo la psicologia, e questo aspetto si rivede anche nella trama, in cui la trama c'è ovviamente, e la storia c'è, a volte è assolutamente, come posso dire, naturalmente necessaria e autoconclusiva, a volte però si vede che lavori di scarificazione, cioè potrei continuare a raccontarvi, è evidente che succederà qualcosa, però ragazzi la mia storia è finita qua. Cioè, questo è quello che io vi faccio vedere. È fare una sorta di dare tutto in quel, o meglio, dare ciò che ritieni utile o comunque ritieni opportuno in quel breve contesto, parlando di storie brevi come in questo caso, e ciò ho visto che mi togliere piuttosto che aggiungere o fare chissà che cosa. Però Sembra quasi, mi è venuta in mente questa minchiata, sembra quasi un algoritmo. Presente non solo il concetto di algoritmo, il fatto che, per esempio, in Cavalera tu descrivi una storia dove ci sono 3-4 personaggi, li posizioni, li fai appena muovere, quindi c'è una dinamicità. Con quella dinamicità tu hai finito, perché hai già fatto l'algoritmo, hai già fatto il sistema. Anche come andrà avanti è automatico, perché appunto è già fatto è interessante questo. Sì, è anche un po' come gli scacchi, quando si muovono alcuni... Le mosse sono necessarie. Sì, e poi quando basta un paio di mosse, una o due, e la situazione è già cambiata, quindi lì c'è una nuova situazione da quale pensare, nonostante siano quelli, alcuni magari sono usciti dal gioco, oppure ci sono ancora, oppure però è una nuova situazione, questo sì. Ci sta. Sulla semplificazione anche questa è venuta, cioè sulla sintesi forse narrativa che mi interessa molto, forse poi vabbè c'è anche una sintesi grafica, pensiamo anche sempre alla Lounge come si è semplificato nel corso degli anni rispetto ricordo le prime versioni che ho conosciuto, quindi una mia voglia anche di osare, cioè non è sempre facile anche per l'autore stesso, cioè dire questa era una lounge e poi adesso la disegno così, o viene in maniera naturale, cosa che deve esserci la naturalezza, però dietro deve esserci anche una minima di consapevolezza di ciò che stai facendo, perché quindi anche realizzare il volto geometrico di una lounge che diventa così, per un autore che l'ha disegnata prima in un modo, cioè per anni poi. Il lettore ci può rimanere male, però anche il lettore, però effettivamente se vuoi tentare anche delle cose forse più interessanti, forse più personali, ecco, sicuramente più personali. A parte immagino dell'evoluzione. Più personali sono delle scelte che bisogna provare almeno. Insomma, quindi ricapitoliamo, sostanzialmente l'uomo delle giacche Adidas, una raccolta di storie brevi, di cui un inedito che riguarderà Luna Lounge, più inediti. Infatti vorrei dirti che ci sarà anche una sorta di riguardo al fumetto di cui citavamo prima,
non so più scrivere in corsivo, ci sarà una sorta di seguito, anzi di spin-off, perché Gino, insomma ci sarà... Torna il pesce Gino. Quindi una sorta di spin-off, sempre una storia breve, che comunque si riallaccia a quella storia che comunque anche lì era, secondo me, sviluppata in un modo, però c'è tanto ancora da dire in quel contesto lì, sempre perché insomma vengono toccati alcuni punti. Altra storia estremamente biografica quella, cioè, molto, o no, io mi ricordo o la tratti. Allora sì, nel senso che situazioni un po' difficili o particolari di ispirazione, perché si parlava anche di quello, un po' riguardano me come tanti. Sì, quindi c'erano tante cose in quelle, le idee, l'origine delle idee, insomma, che veniva un po' trattato in quel contesto, in quel fumetto. E quindi fare uno spin-off, non dico che risolverà oppure racconterà tutto ciò che si potrebbe raccontare, però mi piace sviluppare anche quella sorta di microcosmo, comunque nel quale quei personaggi, quelle situazioni sono legate tra loro e comunque sono ancora importanti per sviluppare magari altre cose, altri contesti. C'è una sorta di, quindi possiamo parlare di Cosmo Marco Tanca. Non preoccupare. No, intendo dire, beh, sai, la domanda è meno insidiosa di quanto non sembri, ovvero le tue storie, tu le immagini, al di là poi del fatto che sono legate a te a livello autoriale, ma tu le immagini facenti parte di un unico grande universo, anche con strati paralleli, non necessariamente. Sì, così, in fondo già. Sì, è così. Sì. Cioè Luna Lounge è un elemento, Gino è un elemento che magari non si sono ancora incontrati, adesso non ricordo esattamente, magari sì, però sono comunque parte. Sì, e anche se ciò non dovesse avvenire, mi piace immaginare o sperare o illudermi che ciò sia possibile, nel senso che è comunque una possibilità che potrebbe verificarsi. Magari facendo shopping. Anche. Indossando una giacca Adidas femminile magari a quel punto. Di tutto, guarda, può succedere, gli schemi sono saltati. Esatto. Insomma, dai, quindi dicevamo, l'uomo dalle giacche Adidas, raccolta di storie, alcune edite in varie riviste, social, eccetera, alcune inedite. Dicevamo Marco Tanca, quindi grande senso della sorpresa, dell'interesse, un fumettista pop. Possiamo dire, un fumettista pop. Grazie, eri un po' Marzullo in questo. Ti ho visto. Pop nel senso, ecco, però aspetta, no, forse pop è dire troppo e dire poco. Che ha un aspetto pop, assolutamente, che però rivendica un aspetto, anche posso dire, un'anima cantautoriale, un'anima autoriale, quindi non è soltanto la plastica degli Aqua, no, di Barbie Girl, se vogliamo, no, c'è anche un aspetto più profondo. Speriamo cui, che... tra l'altro, e oltre a questo contaminatore di linguaggi e innovatore, o comunque diciamo giocoliere, che si interessa appunto di inserire nel linguaggio fumettistico, che ovviamente è enorme, ha già visto un sacco di innovazioni, ci sono sperimentazioni di ogni tipo, nessuno pensa diciamo come posso dire, di esaurire, no, il mondo incredibile che si può muovere all'interno del fumetto, in cui però, come dire, di tuo ho cercato di inserire elementi anche, diciamo, non sempre con, diciamo, la piena comprensione magari di chi li vedeva, quindi ci sta. Sì, vabbè, esatto, le sperimentazioni sono fatte anche per quello, anche perché poi immagino che in realtà a lungo andare le persone anzi apprezzassero, almeno io ricordo che sì, ci sono state persone, ma indipendentemente da quello credo che sia importante comunque provare, assolutamente, sì. Anche poi magari ti accorgi di aver sbagliato, perché o comunque di aver fatto una scelta, non dico sbagliata, ma comunque poco efficace, o comunque che non ha reso come pensavi, cioè ci può stare. Sì, assolutamente, me... questo ti rende molto onore, quindi un autore anche estremamente consapevole. E insomma, quindi questo è... Insomma, io ti voglio ringraziare. No, io che ringrazio te, veramente. Chiamato a... Veramente sei stato elegante, sobrio, elegante, efficace, quindi ti ringrazio veramente. Sparring partner. Quindi dell'amicizia, di questa per quello potremmo ringraziarci anche dopo. intervista, e quindi
figata, no, ho scelto la persona giusta, dai, tutto sommato avevo Dai, dei dubbi. Meno male che gli altri ti hanno dato buca a questo punto, meno male. Avevo dei dubbi sia all'ultimo momento, ma è andata. Quindi io ti ringrazio, quindi crowdfunding, l'uomo 12 dalle... giugno, parte il 12 giugno. oggi. A sorpresa, non te l'aspettavi? Ma quanto sei avanti? Sai che ci sono tante persone che non la capiranno. Mai. Perché sei concettualmente... Esatto. Anche perché per molte sarà ieri. In realtà. Magari, o almeno. beh, O anche sì. avanti ieri, insomma, qualche giorno prima. Cioè, veramente qui si vola. Si vola, relativismo cosmico. Quindi è andata. Io ringrazio per Indiegogo. l'attenzione. Scusami, Indiegogo, crowdfunding, l'uomo dalle giacche Adidas, autobiografia cromatica 2010 _ 2020. Il fumetto si realizzerà comunque, giusto? Si realizzerà comunque, perché insomma mi piacerebbe fare uscire questo lavoro in Certo. ogni caso, però chiaramente Premi. Scusami. così li puoi Hai già qualche sì, guarda, qualche sì. elemento da tirare fuori? Poi immagino Promessa. Perché promessa. Ricompensa. Allora, ci sono, vabbè, oltre alla versione PDF, quella cartacea che ha determinate caratteristiche, almeno nella mia idea, tipo una copertina plastificazione soft touch, quindi serio? una cosa, cioè Un certo anche, livello, sì, rimarrete Stilo. praticamente così a toccare tutto il giorno la copertina. Senza aprirlo. Senza aprirlo. E va già. Meglio. Quindi ci sono queste idee qua e poi mascherine del pesceggino, mascherine insomma, poi insomma ci sono altre ricompense secondo me interessanti, come quella di poter avere un ritratto del sostenitore, chiaramente realizzato da me, perché sono io e vi accontentate, anche perché una domanda che mi fanno spesso è: ma tu me lo fai un ritratto? No, e tu rispondi no. No, Io lo faccio se mi paga. Quindi adesso nel crowdfunding c'è veramente con una ricompensa, avete un sacco di cose, più ci sarà anche un ritratto a un prezzo veramente molto interessante, quindi quella è una possibilità. Poi ci saranno delle stampe, io avevo Gli intenzione, originali dici. ci saranno delle stampe allora numerate e firmate, dove io avrò praticamente, sarà la copertina, ma io avrò una giacca Adidas di un colore diverso dalla copertina. Versioni variant, però stampa. Delle no? stampe, sì. E poi vabbè ci sarà l'ultimissima possibilità, che non è una mia giacca Adidas che vi arriva a casa. Sarebbe male. Non sarebbe male, sarebbe però abbiate pazienza, ma sarà invece la possibilità per 3 sostenitori di finire in uno fumetto graficamente nell'ultima storia inedita. Addirittura. Nell'ultima storia inedita del volume ci saranno 3 posti per 3 persone che eventualmente avranno il loro aspetto insomma in questi personaggi. Quindi non solo il ritratto, ma la presenza in No, proprio nell'ultima storia l'immortalità, inedita. stai concedendo l'immortalità. Non pensavo, non mi vedevo così divino, In piccola parte. ma effettivamente diciamo, il mio fumetto, poi che sia, non so, un diamante per sempre, un mio fumetto, non lo so. Anche poco meno, basta. Esatto, però effettivamente questa cosa si chiama un fumetto per sempre, in effetti l'ho chiamato, sì. L'ho chiamato così, e quindi veramente tutto torna senza, non ci eravamo preparati, ma quando ci conoscevamo veramente, fino a 10 minuti fa, come ricordiamo. le copie comiche collaudate, no? Cioè non c'è bisogno di avere tutta la parte di memoria. Nonostante fosse quasi un anno che non ci vedevamo da lì, Esatto. forse anche di più. Sì. Beh, però è andata. È andata. Ringraziamo anche l'Oppoz, il locale in cui ci troviamo. Grazie non a so te, se- grazie a tutti per l'attenzione. Quindi, Grazie a voi e grazie a voi. bella lì.